Finalmente la strada pedemontana veneta non è più solo un pezzo d'asfalto senza sbocchi sulla grande viabilità. Con il taglio del nastro dell'immissione sulla A27, arrivato alla presenza del governatore Luca Zaia e del ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, la grande opera di riferimento per il bassanese ha almeno un piede a terra, in attesa di poter posare anche l'altro piede, quello che mira all'allacciamento con l'A4 a Montecchio. Un passo che non arriverà domani e neppure dopodomani, ma che a questo punto diventa indispensabile per dare un senso compiuto a un progetto che il Veneto attende da decenni. In mezzo ci sono le lungaggini della Galleria di Malo e le grane con l'innesto sulla Milano-Venezia, che dovrebbero essere risolte in tempi, si spera, rapidi, per un'apertura annunciata entro l'estate. Sono in molti a sperare a questo punto che la strada pedemontana possa diventare realtà prima dell'apertura del Tribunale della Pedemontana, dato che i due sono legati non solo dalla denominazione, per così dire, geografica. Il nuovo barra vecchio Tribunale di Bassano, infatti, interesserà una volta riaperto un bacino di 500.000 di abitanti in un'area di 3 province, la stessa area che aspetta da tanto tempo di potersi fregiare di una superstrada aperta e transitabile. Poi, se capiterà un abbassamento delle tariffe, come più volte paventato dalla politica e come richiesto dalle categorie produttive dei cittadini, tanto meglio. Intanto, mano al contamacchine per valutare sull'asfalto, le immediate ripercussioni del primo sbocco sulla grande viabilità regionale.